Lettera da signora da Braciola di Pietro Reto. Signora mia, voi state al primo piano e io secondo di rimpetto a voi. Ma c'è una cosa, forse pare strana, una cosa che ci lega a tutte e due. Fuori peccato, voi siete già sposate con tanto di legittimo marito, che pratica assai buono pugilato, ragion per cui tra voi non metto rito. Ma ho fatto è questo, quando è giorni di festa, io sento uno sciacquio dal vostro bagno e sale un dolce odore dalla finestra e a quell'odore io quasi m'appapagno. Poi fuoriuscite sempre mezz'ann'ora e vi asciuttate annanzi a reteria. E io che sto a nascoserindo oscura sento i dormienti di Santa Caterina. Così che ogni domenica mattina, invece di sentire la messa in da chiesa, voi già tenete pronti in da cucina, pasta, pignolo e pommarolo appesa. E non ci manca la fronna di protusina, pigliata fresca fresca in da testa, poi una chiedella fatta fine fine, un pizzichino di pepe, quanto basta. E questi due manelli in pupata, pigliati e felli carne e poi stennite. E piano piano, quando arravogliata, voi a in cuore mio me la stringite. Ma dico io, forse è tradizione a fa che sta braciola quando è festa, ma stiamo ancora in mano al re Borbone. Facite qualche volta una manesta, un rodo furno, oppure un capretto, un ossobuco o almeno una scarola. Niente, voi pare fatte per dispietta, mettete in mese sempre sta braciola. E beh, vi faccio confessare, signora mia, però mi perdonate la faccia tosta, io innanzi a luce e dinta la fantasia, tengo presente sta braciola vostra. Succede che un bel giorno, inviperito, capisco che la cosa buggi male. Io mi presento, se vostro marito, a coppa ring e giù di ospitale. E non fa niente se voi state solo. Io sono un tipo semplice e cordiale. E mi contenta, pure se a braciola è fatta solo i coti nei maiali. Ma se vostro marito d'improvviso trasera la porta senza di parola, riceve in cielo con una pizza a riso, non fa sta faccia, è sempre a tu e a braciola.